Agrigento, presso il Museo Griffo San Nicola, nell'ambito della sezione Il Teatro Pirandello in città e nella Valle dei Templi, si è svolto il Gran Galà lirico per il nuovo anno con il baritono Salvatore Salvaggio, i tenori Machieno Moto e Leonardo Alaimo, accompagnati dal pianista maestro Salvatore Scinaldi. La manifestazione concertistica organizzata dal Comune di Agrigento e dal Museo Archeologico Griffo è stata curata dall'Associazione Rossini. Ascoltiamo il direttore artistico del Teatro Pirandello di Agrigento, Mario Gazziano. Nuovo appuntamento della sezione Il Pirandello nella città e nella Valle dei Templi. Dopo aver toccato il polo universitario con l'auditorium bellissimo, con lo spettacolo Frederico la mattina per il 25° anniversario della morte di Leonardo Ciacia, appunto con una pièce ricavata da morte dell'inquisitore di Ciacia, e dopo aver rappresentato Se io fossi fuoco sulla cultura arabo-chiaromontana a Casa San Filippo, ora la sezione Il Pirandello della città e nella Valle dei Templi si sposta nella bellissima sala Zeus del Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare anche la dottoressa Gabriella Costantino, che è stata gentilissima ad ospitare e pronta ad ospitare questa manifestazione. È una manifestazione particolare, è un concerto di inizio anno con il gruppo del maestro Salvatore Salvaggio, con il soprano Nomoto e ancora con il tenore Alaimo e con il pianista Simele. Insomma, un altro appuntamento di grande importanza e di grande partecipazione, che voi avrete modo di vedere alle immagini, di pubblico. E proseguiamo dunque con gli appuntamenti. Ricordo che il giorno 16 gennaio saremo a Casa San Filippo con lo spettacolo Homo Ridens sulla cultura umoristica e satirica del mondo classico latino e greco, e poi riprenderemo ancora al Teatro Pirandello il 31 di gennaio con il grande Mariano Rigillo, con un classico di Arthur Miller, Erano tutti miei figli. Dunque una grande occasione di accostamento alla musica lirica e popolare e di passione per il teatro.